Euroregione News. Estate 2019, turismo rallentato e grandi eventi. Sembra abbia fatto registrare un recupero negli arrivi e nelle presenze sin dal mese di giugno in Friuli Venezia Giulia. Tra le località che hanno riportato segni positivi c'è sicuramente la neoentrata Sappada, che offre strutture importanti, e Lignano, che ormai da anni propone eventi di portata internazionale, anche inventandosi strutture inesistenti, come nel caso del doppio appuntamento con il Jova Beach Party sull'arenile del Bella Italia NFA Village. Il vice sindaco di Lignano, Alessandro Marosa, ci racconta come è andata l'estate 2019. Ma diciamo che il calendario degli eventi rispecchia quello che è stata alzare l'asticella per la nostra località. Siamo riusciti a produrre veramente un palinsesto importante, un palinsesto da metropoli, così è stato definito da organizzatore che ci è venuto a trovare proprio nel corso del primo Jova Beach Party e che ha definito così veramente tutte le manifestazioni che si realizzano nella nostra località. Siamo partiti già nella primavera con tutti gli eventi sportivi, abbiamo poi continuato naturalmente in maggio con la data zero di Vasco Rossi, il triathlon organizzato da Alessia di Lignano, tutti gli eventi della Beach Arena, il Jova Beach Party, una serie veramente di concerti, possiamo definire di serie B ma quasi di A meno, perché effettivamente erano molto importanti. Per dire, citiamo quasi a fine stagione Tiro Mancino in Beach Arena, di conseguenza una stagione pienissima di eventi che rispecchia quella che è la volontà di dare energia, dare dinamismo alla nostra località. Questo è quello che il pubblico fa, naturalmente aspettiamo la risposta dei privati, che devono essere stimolati da questa voglia di fare, devono essere contagiati nel poter proporre e riqualificare l'offerta ai nostri ospiti, che hanno sempre veramente tantissime cose da fare nella località di Lignano Sabbiadoro. Poi alla fine la variabile tempo è determinante, i numeri insomma si sapranno solo alla fine. La percezione è quella di aver vissuto comunque un'estate avvincente, un'estate in cui non abbiamo avuto un attimo di pace, un'estate in cui i nostri ospiti si sono trovati bene. Certo, ci portiamo dietro a livello di numeri un maggio che è stato per tutti, a livello di tempo un po' carente, però ripeto, lo è stato per tutti, ma il comune mezzo gaudio. Adesso settembre è iniziato bene, lo porteremo a termine con il mese dedicato allo sport, l'Aquatic Runner, il campionato del mondo Swim Pure Run da Grado a Lignano, dunque un modo per promuovere l'intera regione, l'intera costa del Friuli Venezia Giulia, campionati italiani di triathlon sprint, naturalmente il 55esimo giro del Friuli Venezia Giulia, regione Friuli Venezia Giulia di ciclismo under 23, per cui sono passati una serie di campioni incredibili. Dunque veramente tanto dinamismo, tanta energia, tanto colore nella nostra Lignano. Da Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.